C'è un altro, per esempio, vabbè, riguarda Renato Zero, non molto carino come episodio, ma lì Ah, ho visto proprio il suo discografico incazzato come una belva, che se avesse potuto proprio avrebbe alzato le mani. Stavamo registrando Premiatissima e io avevo portato Pupo e Fiordaliso e c'era Renato Zero che stava tentando di riuscire fuori perché era andato sotto un treno facendo Fantastico come al sì. solito. Chi faceva Fantastico era una sorta di ghigliottina. E stavamo lì in cortile chiacchierando, c'era il discografico, Renato, mi ricordo se c'era Fiordaliso vicino a me, vabbè comunque stavamo a chiacchierare. E in quella puntata era ospite Boy George, che presentava Victims, se non sbaglio. E c'era un mare di ragazzine fuori, un casino che non te dico, eh. Poi uscì fuori dai camerini, stavamo lì in cortile, Renato, 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 Renato. E a un certo punto, da sto nuvolo di ragazzine che c'era, che non tenevano a bada, uscì fuori una ragazzina con un foglio di carta e una penna e andò da Renato, 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 eh. Io, di prima acchito, ho detto, vabbè, questa è riuscita a svigolare per farsi fare un autografo. Andò da Renato e gli disse, Renato, a me tanto non mi faranno entrare, mi fai fa un autografo da Boy George. Io ho visto in E faccia, quando ritorni portami pure il caffè magari. io ho visto in faccia a Renato, cioè, Sbiancato. il porello, cioè, oh, ci stanno dei momenti in cui Sì, certo. il Beh, pari devi risalire, è successo a tutti, è successo anche a lui. E io sono rimasto de sasso, perché poi ero giovane ancora, non avevo un certo tipo di reazione. Il non suo eri discografico smaliziato. iniziava a mettere le mani al collo, la ragazzina l'hanno presa, l'hanno portata via e diceva, ma che cazzo dici?